Ed ora l'appuntamento con la politica sandonatese. Sentiamo le ultime novità dal Partito Democratico con la sua rappresentante Francesca Zottis. Siamo nella sede del Partito Democratico con la sua rappresentante, la dottoressa Francesca Zottis. Buonasera. Buonasera. Dottoressa, ieri sera c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato molto di città metropolitana, una situazione che sta prendendo una piega abbastanza caotica. A che punto siamo? Ma siamo a un brutto punto francamente, nel senso che stiamo perdendo l'ennesima occasione di pesare come territorio e di creare un'interazione vera con Venezia e di creare un minimo di coesione sociale che è il minimo comune denominatore per poter ottenere qualcosa. Ieri sera c'è stato il Consiglio e la maggioranza dei presenti, perché non tutta la maggioranza, comunque ha votato a favore di un documento che dice decidiamo di non decidere fino a quando non abbiamo delle garanzie. Ma questo difficilmente si può portare avanti, nel senso che vedremo la Corte Costituzionale cosa dirà in merito a questa legge, se è costituzionale o anticostituzionale. Sta di fatto che adesso partiranno i lavori per lo Statuto e se non ha cosa fa? Resta fuori dai lavori per lo Statuto. Ieri sera si è detto dobbiamo avere garanzie sulle funzioni, ma è definito che le funzioni vengono comunque scritte all'interno dello Statuto, allora noi perdiamo l'occasione di stare al tavolo per scrivere lo Statuto e definire le funzioni come la pianificazione territoriale. È stato chiesto cos'è la pianificazione territoriale. Beh, suppongo che questa domanda non debba essere fatta da un Presidente della provincia, ma da un Presidente della provincia che ha diritto tra l'altro di veto sullo Statuto, debba essere data una risposta, come la legge prevede. Infatti cosa significa questo per San Donà e più in generale per il Veneto orientale? Ma allora, San Donà in questo momento ha creato sicuramente una spaccatura, cioè una città grande come quella di San Donà che ambiva a fare da guida ha creato questa spaccatura all'interno del territorio. San Donà si è sempre lamentata che Portogruaro primeggia, si è sempre lamentata, il sindaco si lamenta del sindaco Bertoncello, sta di fatto che abbiamo regalato un'altra volta a Portogruaro la possibilità di portare avanti quelle che saranno le definizioni dei ruoli, delle funzioni sul Veneto orientale. Significa che non peseremo assolutamente al tavolo delle trattative, perché un comune che decide di non decidere sicuramente non ti faranno partecipare come attore dello Statuto, che significa che noi non saremo primi attori per capire cosa anche a San Donà San Donà poteva richiedere o cosa San Donà come parte di un territorio poteva richiedere in termini di fiscalità, in termini di funzioni, in termini di ruoli. Stiamo perdendo una bella occasione, aspettiamo il 9 novembre la Corte Costituzionale, incrociamo le dita, credo che questo non sia comunque il comportamento di amministratori. Se si voleva decidere di non decidere, che comunque comporta l'annessione automatica alla città metropolitana, si poteva fare a meno di fare il Consiglio, avremmo evitato di dover pagare i gettoni presenza. Secondo lei perché si è deciso di non decidere, di non prendere una decisione in merito? Ma francamente credo che la motivazione sia solo elettorale, cioè si fa prima dire che abbiamo un governo tecnico brutto e cattivo, che ci ha messo tante tasse, che non capisce niente, che la legge è fatta male, invece che prendersi delle responsabilità. Quindi ieri francamente io ho visto in Consiglio, pur partecipando da esterna, ma ho visto in Consiglio molto populismo, molta demagogia e molta campagna elettorale e la volontà di non prendere una decisione perché non c'era una coesione reale all'interno della maggioranza, quindi piuttosto che spaccare la maggioranza della maggioranza era per la città metropolitana, però decidiamo di non decidere, che mettiamo d'accordo tutti. Sta di fatto che comunque poi una parte della maggioranza si è in modo secondo me anche responsabile a quel punto astenuta. Non si sa bene quale sia la direzione che sta prendendo questo futuro provvedimento, non resterà che aspettare. Possiamo solo aspettare, noi come Partito Democratico insieme cercheremo di coinvolgere e di farci coinvolgere anche da altre forze politiche e sociali che si stanno muovendo nel territorio. Andremo avanti nel lavoro, ci riferiremo ad esponenti non sandonatesi, questo ci dispiace molto, per portare avanti le nostre istanze in termini, ripeto, di funzioni, di comunque attività e anche di ruolo che sia San Donà che il Veneto orientale può portare avanti all'interno di questa revisione istituzionale. Questo possiamo fare ad oggi perché altro, grazie alla decisione di ieri, non c'è dato. Ringraziamo la dottoressa Francesca Zottis e ci vediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese. Grazie.